Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale in questa festività di Pasquetta che si è trasformata in una giornata di immenso dolore per tutta la comunità dei fedeli, per tutta la Chiesa e per il mondo intero. Questa mattina alle 7:35 Papa Francesco è tornato alla casa del Padre ed è davvero profondo il cordoglio che si sta levando anche dalla nostra regione, che era legata al pontefice da un affetto davvero molto speciale che ripercorreremo tra poco ripercorrendo tutte quelle emozioni che hanno caratterizzato la visita del pontefice in Veneto giusto un anno fa. Il 18 aprile scorso il Papa era a Venezia, il 20 giorni dopo a Verona. Nel frattempo la notizia della morte di Papa Francesco ha suscitato un cordoglio molto profondo a Padova, alla Basilica del Santo, che era particolarmente legata al Santo Padre, perché c'è davvero un legame speciale che lega appunto la Basilica di Sant'Antonio ai pontefici, ed abbiamo in collegamento telefonico padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo di Padova. Buongiorno padre Ramina. Buongiorno a voi. Ecco, è una giornata davvero di grandissimo dolore, quella di oggi. Dicevamo che c'è questo legame davvero speciale che lega la Basilica del Santo ai pontefici. Proprio ieri il delegato Monsignor Ravelli, durante la benedizione Urbi et Orbi, era accanto a Papa Francesco in quella che poi abbiamo scoperto essere la sua ultima uscita pubblica. La Basilica del Santo si è unita alla Santa Sede direttamente, dato che è proprio custodita dal Papa, e il nostro Vescovo e delegato pontificio ieri si trovava proprio lì accanto a lui a leggere il discorso che il Papa aveva preparato per i giorni della Pasqua. Ecco, credo che sia stato motivo di grande amarezza per tutti, non solo per i frati della Basilica, proprio perché nonostante sapessimo delle condizioni molto precarie del Papa, lo avevamo anche visto in mezzo alla folla dei pellegrini proprio nel giorno di Pasqua, proprio ieri. Forse sembra quasi che il Papa sentisse che le sue forze venissero meno e che abbia voluto salutarci simbolicamente passando tra le persone. Chissà, noi lo ricordiamo certamente con grande gratitudine e grande affetto. Lo abbiamo sentito sempre come un padre buono che si è preso cura di noi e di tutti i pellegrini che entravano nella Basilica del Santo ed entrano ancora affidandolo alla misericordia di Dio. Ecco, padre Ramina, è un pontificato quello di Papa Francesco che più volte è stato definito rivoluzionario, con un Papa che ha vissuto lo stile di povertà di San Francesco e di cui ha assunto il nome. Anche in questo, diciamo, vi sentite particolarmente vicini a questo Papa. Certo, la nostra è una spiritualità francescana. Sant'Antonio era un frate francescano ed è chiaro che tutto ciò che rimanda all'esperienza, alla fede di Francesco d'Assisi ci tocca in modo particolare. Ecco, Papa Francesco aveva tanti tratti francescani, ne ricordo almeno due. Il primo, questo suo modo di testimoniare il Vangelo direttamente, più con l'esempio, più con le opere che non con i discorsi, e poi la sua grande vicinanza agli ultimi, ai poveri, agli esclusi, proprio quelle persone verso le quali San Francesco d'Assisi indirizzava in maniera prioritaria tutta la sua attenzione e tutto il suo affetto, rivoluzionario in questo senso, nel senso di una dedizione totale al Vangelo e agli ultimi. Ecco, qual è secondo lei il messaggio che ci lascerà Papa Francesco? Ma credo che sarà necessario riflettere molto sulla grandissima eredità che ci ha lasciato questo Papa. Se dovessi esprimerlo in parole molto stringate in questo momento, direi così: la sua grande passione per il Vangelo, per Gesù, è mostrata davvero con una dedizione totale fino all'ultimo, a volte un po' come Giovanni Paolo II, anche semplicemente facendosi vedere nella sofferenza come una persona normale, che in quel modo lì rimaneva
fedele al Vangelo, il suo desiderio di donarsi fino in fondo. Ecco, la Chiesa durante il pontificato di Papa Francesco ha cercato di rinnovarsi profondamente, lo dicevamo prima, il Papa era un gesuita ma ha scelto appunto proprio il nome di Francesco, abbracciando la sua scelta di povertà anche in tutte quelle che sono state le sue scelte di vita in questi 12 anni di pontificato, e poi questo fortissimo messaggio che ha sempre lanciato nei confronti dei più poveri, nei confronti degli umili, messaggio principale di Papa Francesco accanto a quello della pace e poi a quello dell'ambiente, della terra, della salvaguardia di questo pianeta così in pericolo. Certamente anche questo credo sia un tratto profondamente francescano, sebbene non sia stato soltanto Papa Francesco ad avere questa grande attenzione per la salvaguardia del creato, per il rispetto del mondo, proprio anche dal punto di vista di un'eredità da custodire per chi verrà dopo di noi anche sotto il profilo sociale. Tante volte Papa Francesco ci ha ricordato come le violenze messe in atto nei confronti del pianeta siano in realtà e abbiano in realtà alle spalle anche tante violenze ed ingiustizia sul piano dei popoli e delle relazioni umane. Con l'attenzione ai poveri diviene immediatamente attenzione al pianeta e possiamo dire anche viceversa. La ringrazio Padre Ramina per questo ricordo di Papa Francesco, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ecco, noi ora abbiamo già visto delle immagini che scorrevano sui vostri teleschermi finché appunto Padre Ramina parlava, e sono quelle relative alle 2 visite che Papa Francesco ha fatto in Veneto giusto un anno fa, il 28 di aprile a Venezia, il 18 di maggio a Verona, 2 visite che noi abbiamo trasmesso in diretta e che hanno visto una grandissima partecipazione di fedeli con dei momenti davvero molto emozionanti. Li abbiamo voluti ripercorrere assieme a voi in questo servizio. Scendete per favore. Tranquillo. Come sta? Posso chiedere l'abbraccio di Venezia? Come l'ha trovato? Un po' fresca. E questa visita in carcere? Il carcere sempre è una preferenza per me. Sa che tutta Venezia prega per lei? Benissimo. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. In quelle parole al microfono di Lorenzo Maier c'era tutto Papa Francesco. Il suo essere fuori dagli schemi, capace di infrangere il protocollo, di stare accanto alle persone, di fermarsi a chiacchierare, che gli interlocutori fossero personalità pubbliche, giornalisti o gente comune. E quel sorriso, quelle battute, soprattutto davanti ai giovani. Sta diventando un po' lunga questa, no? Vi siete annoiati? Ah, siete educati, va bene. 12 anni di pontificato intenso, intensissimo, spesso controcorrente per Jorge Maria Bergoglio, il Papa venuto dal Sud America. 12 anni nei quali non sono mancati attacchi anche da una parte del mondo cattolico per quel suo essere innovativo nei pensieri e nei modi, ma sempre amato dalla gente. La gente festante che in Veneto lo accolse in un 2024 magico, prima a Venezia il 28 aprile, poi a Verona il 18 maggio. In entrambi i casi fondamentali prima di tutto le visite nei luoghi del dolore, le carceri. Il momento toccante alla Giudecca. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori da cui farci perdonare e ferite da curare, io anche. Vi auguro tanta salute per il bene che si è portato oggi. Le ringrazio di cuore Papa Francesco. E quello altrettanto sentito tra i detenuti del carcere di Montorio Veronese, di fronte alle canzoni cantate da chi vive ogni giorno dentro una cella. Poi loro, i bambini e i giovani, con i quali Francesco aveva il rapporto più bello. Ci siamo preparati, abbiamo preparato questi libretti scritti a mano e ne abbiamo preparato uno bellissimo per vendere al Papa.
E cosa c'è scritto? Libretto dei vostri sogni. E qual è un sogno? Un sogno è un tuo desiderio. Ah, ok. Ha anche dato un soldino, è vero? Sì, però non ci ha dato proprio un soldino, le avevano detto che costa €1, però lui ce ne ha dati 5. A Venezia il messaggio per i ragazzi: alzati e vai, tendere una mano per rialzare chi è caduto. E un appello chiaro. Lascia il cellulare e incontra le persone. Il cellulare è molto utile per comunicarsi, è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. A Verona invece l'incontro con i bimbi a San Zeno. Sentite una cosa, non avere paura di andare controcorrente se voi volete fare una cosa buona. Avete capito? Sì. E dobbiamo avere paura di andare controcorrente? Ah, siete bravi, eh? Grazie cari, grazie. I grandi temi del mondo sempre nella sua agenda. Il pontefice che fece dell'ambiente il centro focale di un'enciclica, la Laudato Si. Il Papa più green della storia della Santa Sede lanciava il monito da Piazza San Marco. I cambiamenti climatici che hanno un impatto sulle acque della laguna e sul territorio, la fragilità delle costruzioni dei beni culturali, ma anche quella delle persone. A Verona invece, tra l'arena e la folla immensa del Bentegodi, il momento di ricordare che la pace è il bene più grande, come in quell'abbraccio ai due testimoni, un israeliano e un palestinese, colpiti dalla guerra che aveva loro tolto i propri cari. Migliaia di persone, momenti di commozione collettiva, ma Francesco poteva essere anche il Papa della sorpresa che non ti aspetti e lontano dai riflettori. Più di una telefonata, anche in Veneto, direttamente dalla Santa Sede, a protagonisti di storie che aveva appreso sui giornali o in televisione, come quella al cappellano dell'ospedale Covid di Schiavonia, Don Marco Galante. Un Papa di tutti e con tutti, come ricordavano i ragazzi di Venezia e di Verona, in quelle giornate impossibili da dimenticare. Ma non mi interessa da quest'oggi in poi, ogni mio respiro sarà per voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen. E com'era la cosa? Grazie, grazie. Il testo che le viene posto. Ecco, abbiamo visto dunque in questo lungo servizio i momenti salienti delle due visite che giusto un anno fa Papa Francesco fece appunto nella nostra regione il 18 di maggio scorso a Verona ed il 28 di aprile, quindi 3 settimane prima a Venezia, di questo speciale legame che il Papa era riuscito ad instaurare anche con i giovani. È profondo il cordoglio in queste ore da tutto il Veneto per la scomparsa di Papa Francesco. Il messaggio del presidente della regione del Veneto Luca Zaia, quando il 18 maggio del 24, dopo giorni di maltempo, Papa Francesco è arrivato a Verona, commentai che aveva portato il sole. Oggi, allargando la visione sulla storia, possiamo fare la stessa considerazione sul nostro mondo. Il suo pontificato è stato un raggio di sole, un messaggio forte di attenzione agli ultimi, ai più deboli, così il presidente del Veneto Zaia, secondo il quale si poteva non essere sempre d'accordo con i suoi pensieri, ma in ogni situazione ha parlato a tutti, a credenti e non credenti, ricordando che la nostra comunità essa è tale se non lascia indietro nessuno. Il suo messaggio contro quella che chiamava la società dello scarto è un monito che rimarrà un pilastro
su cui migliorare anche la nostra attività di amministratori pubblici. Nessuno potrà mai dimenticare la sua immagine, che è entrata nelle nostre case nei giorni più bui del Covid. Era solo, isolato nel vuoto di una piazza San Pietro incredibile, con sullo sfondo soltanto i lampeggianti delle forze dell'ordine, aggiunge Zaia. In quella solitudine ha incarnato i sentimenti di smarrimento, incertezza e paura che provavamo tutti in quelle ore, ma con le sue parole ha trovato il modo di rassicurare, ed accompagnare con la fede verso la via d'uscita dalla pandemia. Quella visione è stata un'omelia per immagini in cui spiegava che nessuno poteva sottrarsi alle responsabilità a cui tutti eravamo chiamati, ad uno spirito di altruismo senza il quale non saremo mai usciti da quel tunnel. Nel lockdown è stato più volte spunto di riflessione. Diversamente da alcuni suoi predecessori, continua il presidente della Regione del Veneto, non è stato proprio di casa in Veneto, ma le sue visite a Venezia e Verona sono state memorabili per portata storica e dimensione dell'evento, conclude il presidente della regione. 2 occasioni che hanno superato la dimensione dell'aspetto religioso e che ora rimangono 2 ricordi preziosi nella storia della nostra regione, che insieme a tutto il mondo è addolorata per la scomparsa di un papa e di un uomo eccezionale. Pochi minuti fa della notizia della scomparsa di Papa Francesco ha parlato anche il vescovo di Treviso. Sentiamo insieme Monsignor Tomasi, sentiamo insieme le sue parole, intervistato da Christian Arnold. Per la comunità cattolica trevigiana e non solo, un suo ricordo, una sua riflessione. Sì, al momento devo ancora rendermi davvero conto che Papa Francesco sia morto, perché con la sua pienezza di presenza, con la sua vitalità, fino a ieri che ha girato per Piazza San Pietro e ci ha augurato buona Pasqua, ecco, adesso non c'è più, rimane il suo messaggio, il suo insegnamento, il suo invito pressante a seguire il Vangelo in pienezza nel servizio di coloro che soffrono, a servizio dei più piccoli, dei più deboli, degli ultimi, degli scartati, a servizio della verità, a servizio della pace. E l'invito adesso a me e a tutti a credere ancora con più convinzione al messaggio che la Pasqua ci dice in questo momento. La vita è più forte della morte, Cristo risorto ci accompagna. Papa Francesco è passato ora di vita in vita, sta a noi credere per essere dei risorti anche oggi. L'anno scorso in Veneto, a Venezia, poi a Verona, furono momenti di profonda fede. Di grande affetto, di profonda fede, 2 incontri diversi tra di loro, ma accomunati dalla gioia delle nostre popolazioni, delle nostre chiese, dei nostri fedeli di incontrare direttamente Papa Francesco, contenti che lui fosse venuto a trovarci per fare l'esperienza dell'incontro con le persone carcerate a Venezia, con i profeti della pace a Verona, ma in tutti i 2 momenti l'accoglienza è stata di un affetto e di un riconoscimento reciproco nell'amore e nella fraternità. Sono stati 2 grandi doni che Papa Francesco ha fatto alle nostre chiese, alla nostra terra. Un uomo soprattutto di pace, termine quanto mai fondamentale in questi tempi travagliati. Sì, uomo di pace, forse l'unico che ha continuato ostinatamente a proclamare le ragioni del dialogo, dell'incontro, del perdono e della pace in un momento in cui i venti di guerra si fanno sempre più forti e sembra che l'unica parola ce la debbano avere le armi. No, lui ci ha costretti a ricordarci al Vangelo che Cristo è mitere di pace e noi dobbiamo seguirne l'esempio.
Ecco, queste dunque le parole del Vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, intervistato poco fa dal nostro Christian Arboit. E la scomparsa di Papa Francesco ha indotto la Lega Nazionale Professionisti di Serie A Calcio a rinviare tutte le partite previste per la giornata di oggi. In un comunicato si legge che tutte le partite previste appunto per la giornata di campionato di Serie A, Emilavia e Primavera 1, sono rinviate a data da destinarsi. Oggi erano previste 4 partite di Serie A: Torino, Udinese, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lazio, Parma, Juventus. Le partite rinviate del campionato Primavera sono Roma, Udinese, Monza, Sassuolo e Sampdoria, Torino. Naturalmente torneremo ad occuparci della scomparsa di Papa Francesco nel corso del nostro telegiornale e delle prossime edizioni. Vi ricordo tra l'altro che Antenna 3, subito dopo la prima edizione di questo telegiornale e subito dopo l'edizione di Treviso di questa sera delle 19:30, manderà in onda proprio le dirette che vennero fatte proprio un anno fa sulle 2 visite del Papa in Veneto, quindi alle 13:30 quella a Verona e poi dopo il TG di Treviso alle 20:05 quella in Venezia, quando appunto il Papa il 28 di aprile dello scorso anno fece visita al capoluogo della nostra regione. Noi ora facciamo un primo approfondimento con un ospite in studio di questa nostra prima edizione del TG. Ringrazio per essere qui con noi Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Grazie per essere con noi. Ecco, quella di oggi purtroppo è una giornata di profondo dolore e tristezza per l'intera comunità cristiana, ma anche l'occasione per ricordare, per meditare sul messaggio che Papa Francesco ci lascia, un messaggio che l'abbiamo sentito nella prima parte del nostro telegiornale, è concentrato soprattutto su alcuni grandi temi che hanno caratterizzato il pontificato di Papa Bergoglio: la pace in primo luogo, la vicinanza ai poveri, agli ultimi e la salvaguardia del creato, la salvaguardia della terra. Lei ha anche la delega all'ambiente, tra l'altro lo ricordiamo oggi, Treviso sta vivendo l'ultima giornata ecologica di questa stagione, ed è quindi un tema questo che vi è particolarmente caro, alla luce anche del riconoscimento che la città di Treviso ha avuto. Adesso lei ci spiegherà come, tra l'altro proprio in seguito anche all'enciclica di Papa Francesco. Sì, è un fatto incredibile, anch'io mi faccio vicino a tutti, perché in realtà è stato un Papa anche particolare da questo punto di vista, perché cattolici, cristiani e non di altre fedi religiose, ma in generale le persone lo riconoscevano come un Papa degli ultimi. Peraltro una storia anche molto particolare, perché il primo Papa gesuita, il primo Papa veniva dalle Americhe. Il primo Papa che ci si possa ricordare è venuto dall'abdicazione, diciamo, di un Papa precedente, perché normalmente non avveniva, quindi la sua storia è molto particolare. E poi vorrei ricordare anche il suo inizio, quando fu eletto al soglio pontificio, uscì dicendo fratelli e sorelle, buonasera, cioè una cosa di una semplicità incredibile, che però è stata rivoluzionaria rispetto a quello che erano i dogmi, diciamo, della Chiesa. E poi il nome, Francesco, il primo della storia, su 266 papi, il primo a darsi il nome Francesco, un santo. Peraltro c'è una chiesa a Treviso, San Francesco, il primo a darsi questo nome anche per dei motivi particolari. All'inizio si pensava, certo, vicino a Francesco d'Assisi, ma probabilmente per dare una svolta più di carattere estetico alla chiesa. Invece con Laudato Si ha fatto un'enciclica rivoluzionaria, compie 10 anni questa enciclica qui a maggio 2025, perché è stata fatta nel 2015, e ha cambiato completamente un parametro che vedeva, certo, l'uomo figlio di Dio, ma il creato come costruzione di Dio, in cui l'uomo si deve calare
e quindi questo concetto di sostenibilità che nel 2015 la Chiesa non trattava come l'ha trattata lui. Quindi secondo me è stato un rivoluzionario. Io più volte ho partecipato agli incontri, chiaramente sul tema della sostenibilità, vedendola anche dal punto di vista ecclesiastico, ed è interessante che anche i laici riconoscono in questa enciclica un movimento verso l'ecologia unico, perché lo dobbiamo dire questo, riprendendo i temi, quelli del Laudato Si, quelli di San Francesco, l'uomo, peraltro con una grande distinzione tra esseri viventi e gli esseri in generale, no? Dicendo che certo gli esseri umani sono importanti, ma gli esseri viventi attorno a noi hanno pari dignità, non è che li consideriamo proprietà dell'uomo in quanto l'uomo supremazia. Questa è una cosa particolare che sicuramente nel Cantico delle Creature c'era, ma che Papa Francesco la fece sua e la descrisse in un modo unico. Quindi veramente un Papa, vorrei dire, rivoluzionario da questo punto di vista, che se n'è andato in un momento particolare. Probabilmente in cuor suo avrebbe voluto vedere la fine di molte guerre che lui ha aspirato di terminare. Abbiamo visto quell'incontro tra un israeliano e un palestinese, ma sicuramente anche con la guerra in Ucraina, probabilmente il Papa che ha spinto e ha combattuto moralmente molto per interrompere questi combattimenti. Purtroppo se n'è andato prima e se ne va, oltre che un grande Papa, secondo me un grande uomo. Ecco, Alessandro Manera, un messaggio quindi questo della salvaguardia del creato, che è davvero universale e che anche tutti noi, diciamo, dobbiamo fare nostro, in particolare a partire dalle amministrazioni, dalle pubbliche amministrazioni che si stanno impegnando fattivamente proprio per salvaguardare questo creato in un momento in cui lo vediamo messo a rischio continuamente. Basti pensare alla catastrofe che si è verificata proprio venerdì scorso nel Vicentino, quindi è un po' tutto certo. Il sistema che deve far proprio questo messaggio e metterlo in concreto con azioni mirate e concrete. Beh certo, se pensate ma pensate quanto rivoluzionario veramente è stata questa enciclica e come è stata calata nel mondo. Noi fino a pochi anni fa chiamavamo la gestione del verde pubblico, era verde pubblico semplicemente, come una manutenzione ordinaria. Ora si chiama patrimonio arboreo. In questo piccolo cambio di parola è l'importanza di un patrimonio che tu devi trasmettere a chi verrà dopo di te amministrativamente e nella vita che viviamo tutti i giorni. Quindi gli alberi, la natura, la difesa degli animali, la difesa dell'acqua, della terra. Quindi tutto quello che stiamo facendo noi e che ci è stato premiato come città più sostenibile dall'Europa nel 2025, peraltro non è un premio vecchissimo, probabilmente anche questa è stata una spinta, non so se legata all'enciclica, ma sicuramente legata a un movimento di pensiero universale che questo grande Papa ha interpretato come sua e ha messo nei dogmi della Chiesa, perché chiaramente resta la guida della Chiesa cattolica. Però è interessante questo e veramente è incredibile che nell'anno in cui la prima città italiana prende questo premio, purtroppo il Papa se ne va, ci sarebbe sempre piaciuto averlo, lo dico sinceramente, cosa impossibile, chiaramente gli impegni del Papa, però sicuramente aver avuto la sua presenza in Veneto l'anno scorso per noi è stata una grande forza e lo sarà anche nei prossimi anni, perché in una guida importante come è stata Laudato Si sicuramente continueremo un'attività che tende a preservare la natura nel suo insieme. Attenzione, Papa Francesco non ha mai parlato di un ambientalismo dogmatico, ha sempre interpretato l'ambientalismo e l'ecologia come un processo di sostenibilità, cioè l'uomo deve fare il meglio che può per preservare ciò che è attorno. Questo non vuol dire fermare l'evoluzione dell'uomo, non vuol dire tornare in una caverna o tornare a vivere negli alberi, questo no, però la sostenibilità al centro di qualsiasi azione. E poi ha parlato degli ultimi. Attenzione che i due argomenti sono collegati, perché le variazioni climatiche nel mondo vanno a colpire soprattutto gli ultimi e quindi le migrazioni dei popoli, cioè è una questione molto più complessa di quello che può essere, certo, preservare il verde, che è una cosa importantissima, ma va a parlare anche di come l'uomo e la sua evoluzione avrà nei prossimi anni. Chiaramente la Chiesa ha una visione millenaria, nei prossimi centinaia di anni, rispetto anche ai cambiamenti climatici. Senz'altro, ed è una cosa che stiamo vedendo tutti noi nella nostra quotidianità, perché ci sono anche proprio dei fenomeni migratori legati ai mutamenti climatici, dei fenomeni migratori legati alla siccità, legati alla carenza di acqua. Vice Sindaco, per
quanto riguarda questo riconoscimento europeo che la città di Treviso ha visto riconosciuto, insomma, come si sta mettendo giù nel piatto in concreto la vostra attività? Perché poi insomma l'avete conquistato, ma bisogna anche mantenerlo e concretizzarlo con tutta una serie di azioni che vanno proprio in questa linea. Beh, per esempio aver scelto dopo 40 anni di bonificare un'area che i trevigiani conoscono, è via Orsenigo, e farci un parco fotovoltaico è una questione ambientalmente importantissima. Continuare a realizzare la rete fognaria, che aveva praticamente il 28% di persone allacciate, e la rete idrica, perché la dispersione idrica, se parliamo proprio di cambiamenti climatici, è uno dei parametri mondiali più importanti, e arriveremo all'80% a fine mandato di persone allacciate e di cambiamento della rete idrica, e quindi limitazione della dispersione idrica. Guardate che questo amministrativamente è un fatto rivoluzionario, perché se in 2000 anni di storia di Treviso, probabilmente dal villaggio che era ad adesso, era stato fatto il 28% di allacciamento, arriveremo all'80%. Questo ambientalmente salverà il fiume Sile e tutti i suoi affluenti. Quindi le azioni concrete che facciamo, le facciamo tutti i giorni. Piantumare quasi il doppio degli alberi presenti da inizio mandato ad adesso, certo con dei costi importanti, con problematiche, perché le aree sono quelle, però è una scelta di una programmazione costante e continua, perché guardate, l'ambiente all'ambiente si possono fare molti danni molto velocemente, questo sì. Per riportarlo allo stato zero, cioè al miglioramento, ci vogliono tanti anni, ma quello che non puoi fare è cambiare per esempio la qualità dell'aria dal giorno alla notte. Lo fai pian piano, cambiando le caldaie, efficientando le case, rendendo l'energia più pulita, pian piano, però è un lavoro che facciamo in maniera costante, e l'Unione Europea ci ha riconosciuto un piano che va oltre addirittura il nostro mandato, che porterà tutti i benefici che noi sappiamo. Ecco, ultimamente, Vice Sindaco, stiamo assistendo comunque ad uno stop, diciamo, per quanto riguarda il Green Deal. Stiamo assistendo a delle politiche che a livello mondiale stanno cercando di frenare anche quelli che erano gli obiettivi che ci si era posti di raggiungere entro il 2030, entro il 2050 come Unione Europea. Stiamo vedendo insomma quelle che sono le politiche della nuova amministrazione americana con l'elezione di Donald Trump. Lei, diciamo, come la vede in questo senso? Il Green Deal, New Green Deal, diciamo che è un grande strumento con degli obiettivi importanti, che però ha dei tempi di attuazione troppo veloci. La sostenibilità è fare qualcosa che puoi fare senza distruggere la società o l'economia, altrimenti non è sostenibilità, è integralismo ambientale, che è diverso. Cioè, se domani mattina noi imponessimo a tutti di passare dall'attuale situazione delle case in classe A++, cioè chi non può permetterselo cosa fa? Allora, tu certo devi dare un indirizzo, ma l'indirizzo deve essere coerente con la società e l'economia. Se domani mattina noi dicessimo a tutti dovete tutti andare in giro con l'auto elettrica, avremo due problemi. Primo, chi non può permettersela cosa fa? E quindi non essendoci incentivi sufficienti girerebbe a piedi, quindi metteresti in ginocchio una parte di popolazione, anziani, persone che hanno redditi bassi, che non possono cambiarla. Seconda cosa, come procureresti l'energia? Perché l'energia che noi procuriamo per avere le auto elettriche viene quasi tutta ancora dal carbon fossile, non abbiamo il nucleare in Italia. Quindi certo l'obiettivo è corretto, io ritengo che gli obiettivi siano corretti, ma il tempo di esecuzione è sbagliato, altrimenti facciamo, in Veneto si direbbe peso el tacón de sbrego, cioè faremmo peggio ambientalmente degli obiettivi che ci siamo dati. Io resto con una mia battaglia, che continuo a dire a livello europeo ormai probabilmente, per esempio sul verde pubblico, sul patrimonio arboreo, possiamo mettere l'IVA al 5%. Perché i comuni devono pagare la manutenzione del verde, degli alberi, al 22% di IVA? Perché in questo modo è chiaro che nella logica di un comune che magari non ha soldi, deve dare anche sostentamento a chi ne ha più bisogno, sarebbe la logica di andare indietro e dire meno verde così ho meno costi. Allora, si può ragionare in questi termini? Sì. L'Europa ha fatto degli errori sostanziali nell'applicare un piano con dei tempi sbagliati. E questo, guardate, lo sapevamo. Cioè, spingere in quella direzione verso le auto elettriche, che possono essere corrette, ma senza avere gli strumenti economici per
incentivarne il cambio, come fanno le persone che non possono permetterselo? Non abbiamo neanche la disponibilità di colonnine per alimentare tutte le auto elettriche. Se tu adesso, chiunque di voi va in centro, trova sempre tutte le colonnine piene, perché per mettere una colonnina non è che ci si mette 5 minuti, sono reti elettriche ad alta tensione. Quindi le infrastrutture vanno fatte e chi le paga? E in quanto tempo lo facciamo? Quindi il New Green Deal io ritengo sia un ottimo strumento fatto nei tempi sbagliati, che va al di fuori della sostenibilità, che è il concetto più importante. Se no, guardate, è integralismo ecologico. Dire domani mattina andiamo tutti in bicicletta, perfetto, e a 5 gradi e se piove? Cioè, diciamo, allora iniziamo a costruire le piste ciclabili, quindi dateci gli incentivi per fare le piste ciclabili, allora viaggi in sicurezza, perché prendiamo sempre l'Olanda, questi paesi, allora possiamo realizzare un obiettivo. Altrimenti diciamo, va bene, andiamo tutti in bicicletta, perfetto, non abbiamo piste ciclabili realizzate, perché non abbiamo i soldi sufficienti per farle, e quindi siamo sempre in una situazione di limbo, no? Abbiamo delle grandi idee, ma la loro attuazione non è realistica. Il New Green Deal mancava di realismo. E se ti manca realismo in politica e in amministrazione, tu vai contro le persone più povere, e questo non può succedere. Ecco, non si rischia così di arrivare, diciamo, oltre tempo massimo con queste modifiche, con queste riforme? Faccio due esempi. Esiste uno strumento, è il PAESC, si chiama, che ai più non sanno cos'è, ma è lo strumento dei sindaci per migliorare, per vedere la diminuzione delle emissioni di CO2 della tua città. Ecco, noi siamo su dei valori, siamo più avanti del progetto che ci eravamo dati del 2030, quindi siamo la rampa di discesa più alta. Però faccio una provocazione, e qui veramente politica. Ma se la von der Leyen riteneva di dover spendere 800 miliardi per riarmare tutta l'Europa, ma magari investirne un decimo, un ottavo su politiche di sostenibilità ambientale vere. Perché se non ci sono i soldi, come mai la von der Leyen a un certo punto ci dice che ci sono 800 miliardi per costruire un nuovo esercito? Allora le due cose non stanno in piedi. Investiamo una parte di quel denaro al posto di andare a riarmarci, che siamo già nella NATO e siamo anche nell'ONU peraltro, che è un altro strumento importante, per politiche di sostenibilità vere. Fornite alle amministrazioni soldi per realizzare piste ciclabili. Fate un piano per un cambio caldaie forte in Italia, dove non abbiamo il nucleare, quindi è una scelta fatta tanti anni fa, e quindi abbiamo bisogno di passare velocemente al gas o a condizioni migliori, perché altrimenti non si capisce quando i soldi non ci sono per politiche ambientali, e quindi si dice alle amministrazioni e agli stati arrangiatevi, e quando ci sono vogliono essere spesi per il riarmo. Io adesso non è che sono un pacifista o un ambientalista, però una questione estremamente logica, c'è qualcosa che non sta in piedi in questa logica. Quindi il New Green Deal, ripeto, un grande contenitore con delle soluzioni più o meno corrette in alcuni casi, ma soprattutto l'errore ha un piano di esecuzione completamente sbagliato. Ecco, a proposito di ambiente, oggi a Treviso la Pasquetta è green, l'abbiamo scritto, lo vediamo nel nostro titolo, niente auto in centro fino alle 18, come sta andando? No, sta andando bene, adesso il tempo è un po' variabile, adesso ho visto tanta gente in bicicletta, ripeto, Treviso è una città percorribile da un punto a un altro, penso in 5 minuti in bicicletta se si vuole. Se la città è chiusa e non ci sono macchine, veramente è molto, molto fruibile, però è anche un modo per viversi la città in una maniera diversa. È una cosa che ci è imposta all'Europa, bisogna dircelo, non è che ce le scegliamo, però cerchiamo di sfruttare al meglio per vedere questa bellissima città, anche andando un po' più piano, perché se vai piano riesci a vedere le bellezze della città. Il tempo è variabile, quindi vediamo. È l'ultima di questo ciclo, diciamo, di questa stagione. Di è una cosa, noi dobbiamo farne una al mese. È chiaro, l'Europa ce lo impone perché verrebbe sanzionato il sindaco direttamente in quanto responsabile della salute pubblica, però insomma adesso non mi sembra una situazione emergenziale e quindi godiamoci la città, anche una bella passeggiata o biciclettata come quel Avete scelto la Pasquetta quest'anno invece che una domenica qualsiasi? Sì, perché allora al giorno di Pasqua magari ci sono anche tanti, c'è la messa, magari ci sono anche, teniamo conto sempre che la popolazione è fatta anche di persone anziane, bisogna arrivare vicino ai punti dove si vuole arrivare, quindi diciamo la Pasquetta è un po' meno impattante. Abbiamo scelto la Pasquetta, tra le giornate ecologiche abbiamo scelto la Pasquetta il 1° di gennaio, il 26 di dicembre, diciamo giornate in cui uno si rilassa un po', magari ha mangiato anche un po' troppo e una passeggiata gli fa anche bene per buttare giù tutto quello che ha mangiato, però è chiaro che l'impatto, lo sappiamo, delle giornate ecologiche non è quello di risolvere l'ambiente.
però è anche un modo per abituarsi a vivere la città in maniera diversa. Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie ad Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo ora con la cronaca e torniamo a Valdagno dopo la tragedia di venerdì scorso, il giorno successivo alla Pasqua. È ancora un giorno di dolore per questa comunità profondamente scossa dal crollo del ponte dei Nori, costato la vita a padre e figlio. E mentre i carabinieri hanno posto sotto sequestro la struttura, la Procura di Vicenza ha aperto un nuovo fascicolo di inchiesta, per il momento senza indagati. Sentiamo. La Procura di Vicenza, dopo aver iniziato le indagini per disastro colposo a carico di ignoti, ora apre un fascicolo specifico e procede anche per omicidio plurimo colposo per la morte di Leone Nardon, 64 anni, e del figlio Francesco di 21, inghiottiti dalla voragine che giovedì sera si è aperta improvvisamente sotto i loro piedi, trascinando con sé anche l'automobile. Nella loro casa la famiglia è chiusa nel dolore. Qualche vicino ci ha testimoniato la volontà di esprimere la propria vicinanza senza però essere ancora riuscito ad incontrare i familiari. Il sindaco ha fatto sapere che il giorno dei funerali sarà proclamato lutto cittadino. Lo stesso primo cittadino che chiarisce anche che quel ponte era di competenza comunale. Da quel che risulta sì, la competenza è comunale, perché era una strada provinciale che poi è stata declassata comunale. Su quel ponte lì, come sugli altri ponti nel comune, sono state fatte le perizie, no? Anche recentemente, e quindi non erano emerse delle perizie e situazioni di rischio. Della struttura, ora posta sotto sequestro dai carabinieri, esiste un video del sistema di sorveglianza comunale che documenta il momento esatto del crollo, materiale che è già stato acquisito dalla Procura, che nominerà presto un consulente. Una tragedia che ha indotto il primo cittadino a decidere subito misure estreme di prevenzione. L'altra sera abbiamo per precauzione chiuso tutti i ponti durante la notte e la mattina è intervenuto un perito che ha verificato le strutture e man mano che venivano verificate veniva fatta l'apertura. Quando si abbasserà l'acqua del torrente potranno essere fatte ulteriori indagini. La Procura vuole accertare le responsabilità sulla manutenzione del manufatto e sulle competenze. La causa principale del crollo sarebbe da imputare all'incredibile volume d'acqua che è scesa a valle in pochissimo tempo. Un evento così pericoloso che doveva essere preallertato con chiarezza, motivo ora di polemiche. Noi abbiamo ricevuto un bollettino di protezione civile regionale dove era indicato un rischio medio. Abbiamo, come facciamo in questi casi, informato la popolazione però ecco, l'evento che è capitato non è configurabile secondo me con un rischio medio, quindi i sistemi di previsione dovremmo probabilmente rivederli. Arrestato pochi giorni fa, è già libero, ruba un'auto di notte e si schianta cercando di fuggire all'Alt dei Carabinieri. È accaduto a Santa Lucia di Piave, denunciato un 32enne senegalese ricoverato poi in ospedale in seguito alle ferite riportate nell'incidente. 5 del mattino, provinciale 47, strada che da Santa Lucia di Piave porta a Conegliano. Non ha rispettato l'Alt dei Carabinieri e ha tentato una fuga, un 32enne di origine senegalese a bordo di una Punto bianca risultata rubata. Ne è nato un inseguimento finito all'incrocio con via Risorgimento. Il 32enne ha infatti perso il controllo ed è finito contro un muretto. Si tratta della stessa persona che pochi giorni fa ha rubato in un ristorante giapponese di Conegliano entrando da un lucernario e arrestato in flagranza. A bordo del mezzo anche un'altra persona. Secondo le prime ricostruzioni, questa avrebbe provato a scappare a piedi ma è stata bloccata subito dopo dai militari dell'Arma. Altro esito invece per il 32enne senegalese rimasto incastrato tra le lamiere della Punto, estratto dai vigili del fuoco. Ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita. L'auto rubata appartiene a una ditta di pulizie ed è stata sottratta di notte un paio d'ore prima dell'inseguimento al figlio del titolare. A raccontare l'accaduto proprio il padre.
Padre. Siccome martedì mattina lui doveva andare a Udine a lavorare, è stata consegnata la macchina con cui si sarebbe dovuto recare appunto all'impianto. È andato a dormire da un suo amico e questa mattina non c'era più la macchina. Sicuramente dovremmo pagare il danno al muro contro cui si è schiantato. Sul 32enne gravano altri precedenti penali. Già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Conosciuto in zona proprio per essere autore di altri furti ai danni di tanti esercizi commerciali e fonte di insicurezza per le persone che frequentano la zona di sera, come la cameriera del ristorante giapponese in cui si era introdotto. Quando lavoravo io alla Omai, diciamo che c'è stato già un furto e io e i miei colleghi l'abbiamo già buttato a terra. Anche là è stato rilasciato dopo 2 giorni ed era subito di nuovo a rubare. E per strada ci troviamo molte persone problematiche. Sono sempre di quel gruppo, si fanno di cose, di droghe evidentemente, e che creano molti problemi. Recidivo e senza timore in città, ci si augura che il 32enne, benché grave in ospedale, si riprenda ma sconti la giusta pena. Almeno rimandarlo da dove proviene o qualcosa del genere, o tenerlo lontano almeno da qua. A quanto pare lui continua a rubare e non è un problema solo per quelli che vengono derubati. Ha rubato una macchina, allora poteva non solo schiantarsi lui, ma schiantarsi contro un gruppo di persone, contro bambini. Ecco, di nuovo in studio, saluto e ringrazio per essere qui con noi Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Sindaco. Buongiorno. Stavamo commentando, no, le immagini che stavamo vedendo relativamente a questo servizio, perché ci sono delle novità anche per quanto riguarda l'altro furto, quello che c'è stato la settimana scorsa in birreria. Sì, è stata una settimana un po' turbolenta, ma è stato catturato chi ha commesso non solo quel furto là, si presume ne abbia fatti almeno 3 o 4 in questa settimana a Spresiano, e adesso anche lui aveva una serie di precedenti non indifferenti, già conosciuto sia alle forze dell'ordine che in comune, in paese, e adesso ci auguriamo comunque che questa somma di condanne possa portare a un periodo, ecco, di carcere e quindi di conseguente tranquillità. Stamattina ho trovato Fabio, il proprietario della birreria, che era andato a recuperare la refurtiva dai carabinieri, per cui diciamo una storia a lieto fine, anche se ecco, colpisce che gente che continua a perpetrare un certo tipo di reati, a gente che continua a perpetrare un certo tipo di reati venga permesso di farne ancora, insomma. Io mi auguro che anche qui ci sia una stretta e si usi il pugno duro. Ecco, perché tra l'altro lo ricordiamo per i telespettatori che ci seguono da casa, il titolare della birreria che è stata appunto derubata aveva già subito in precedenza dei furti e proprio per cercare di evitarlo si era portato un materasso e aveva dormito anche diverse notti all'interno del locale. A questo eravamo arrivati. Sì, la sera prima ha dormito lì, anche perché purtroppo non era riuscito a sistemare la porta, quindi la porta di fatto rimaneva aperta, e dopo anche una serie, ecco, di articoli, di servizi, quindi si sapeva che l'area era attenzionata, quantomeno. Il ladro ha pensato bene di ritornarvi la notte seguente ed è stato catturato, insomma. Per fortuna, sì. Almeno questa avventura, diciamo disavventura, si è conclusa bene. Sindaco, oggi è la giornata di Pasquetta, una giornata di festa che però si è purtroppo tramutata in una giornata di grande tristezza, di grande dolore per l'intera comunità cristiana, per il mondo intero, per la scomparsa di Papa Francesco. Abbiamo sentito anche in tutti i nostri paesi, nelle nostre comunità questa mattina le campane a lutto, a segno di quanto questo Papa anche nella nostra regione fosse davvero molto molto amato. L'ha testimoniato il bagno di folla l'anno scorso, quando il pontefice è venuto appunto in Veneto per ben 2 volte nel giro di nemmeno un mese, a Venezia e a Verona. Sì, è stata una notizia che ha squarciato la mattinata a tutti quanti noi. Io ero al Piave per il lunedì di Pasquetta e è giunta la notizia della morte del Santo Padre. Hai detto bene, non solo nel mondo cristiano, ma credo proprio in tutto il mondo, in tutte le religioni,
Papa Francesco sia stato un Papa rispettato e sicuramente una persona che ha cercato di sdoganare un certo tipo di cristianesimo un po' diverso rispetto a quello delle tradizioni. Papa rivoluzionario, l'ha definito esatto, più di qualcuno. Esatto, una figura sicuramente rivoluzionaria che ha scosso gli animi, vuoi da una parte, vuoi dall'altra, chi a favore e chi anche contrario, perché sicuramente quando si è dirompenti non sempre si hanno i favori di tutti. Però ecco, sicuramente è stato un Papa che ha messo di fronte tutti ad una necessità, ecco, di cambiamento anche da parte della Chiesa. E questo è un suo grande merito, oltre a quello di aver fatto sentire davvero gli ultimi i primi, e sicuramente è una figura, ecco, che mancherà. Non sarà facile, ecco, sostituire Papa Francesco, questo è poco ma sicuro. Ecco, veniamo alla giornata di oggi, il motivo anche per il quale l'avevamo invitata, Sindaco. Ovviamente poi la scaletta di questa edizione del nostro telegiornale è chiaramente mutata in seguito agli eventi che si sono verificati. Giornata di Pasquetta che tradizionalmente è legata alle scampagnate, legata ai picnic, alle gite fuori porta. Diciamo che il tempo un po' incerto quest'anno forse ha in qualche maniera messo i bastoni tra le ruote, ma comunque il fatto che non piova non ha scoraggiato tutti coloro che avevano pensato, insomma, di trascorrere una giornata all'aria aperta. In particolare nelle nostre zone il Piave è una delle mete preferite, Spresiano insomma in primis. Come sta andando? Ma sta andando bene. Stamattina io ero lì verso le 9 e c'era già lo spiedo della Proloco, la struttura della Proloco che stava cuocendo. Abbiamo oltre 250 persone già prenotate allo spiedo, quindi non ci sono più spiedi, ve lo dico, però per chi volesse andare ci sono ancora altre cose da mangiare, quindi possono trovare sia da mangiare che da bere, da rifocillarsi. E poi comunque anche all'interno del Piave, nella nostra zona picnic, cominciavano a montare un po' di tendoni, un po' di stand, c'era gente che faceva da mangiare, non come gli altri anni perché ahimè oggettivamente questo tempo un po' matto, ecco, non ci ha fatto andare sul tranquillo, però si sta animando, ecco, c'è un po' di gente, quindi mi auguro che nel pomeriggio, ecco, ci sarà il pienone come sempre, ma bene anche già stamattina. Abbiamo fatto una camminata stamattina, che è ormai da tradizione, facciamo una camminata lungo il Piave con il circolo Lega Ambiente Piavenire, col maestro Fausto Pozzobon, e c'erano una 70 di persone, per cui bene, sta andando bene. Ecco, per quanto riguarda le ordinanze, c'è qualche novità quest'anno? Sappiamo insomma che purtroppo accanto a coloro che trascorrono questa giornata di festa in maniera corretta, quindi seguendo le regole, spesso e volentieri capita che qualcuno si comporti male, rifiuti abbandonati, fuochi laddove non si possono accendere e quant'altro. Allora, al di là del fatto che abbiamo la polizia locale anche che sta monitorando, quindi sì, invito tutti, ecco, a stare ancora più attenti se possibile. Già lo dovrebbero essere di prassi, però oggi abbiamo la polizia locale che sta monitorando il Piave. Si raccomanda, e la mia è una raccomandazione, ma non si può fare, quindi fuochi a terra evitiamoli, evitiamo anche di lasciare immondizie in giro, ma raccogliamo tutto e portiamo via. Stamattina è capitato a me, prima che arrivassero i vigili, di fermare 2 ragazzi che stavano facendo motocross, e già non si fa solitamente, figurarsi se si fa il lunedì di Pasqua con tutta la gente. Sono andato lì e con le buone, comunque sia da una parte che dall'altra, ecco, ci siamo accordati. Mi ha spiegato che la cosa non era proprio il caso, ma in maniera totalmente bonaria, ripeto, senza così, insomma, esatto, diciamo. senza nemmeno far paura, ecco. È chiaro che il Piave si presta anche il Piave è libertà, però ecco, la libertà fino a un certo punto, scorazzare in moto, specie quando c'è gente, non va bene. Quindi vabbè,
era giusto per raccontare questo aneddoto. Ordinanze particolari non ce ne sono, noi ci raccomandiamo sempre al rispetto che la stragrande maggioranza delle persone ha per il proprio territorio. Ecco, rispetto che è la parola chiave, potremmo dirlo davvero in tutti i sensi. Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto come siano state fatte da vari gruppi e associazioni di cittadini anche delle pulizie straordinarie delle aree golenali del fiume in altri comuni, ma comunque insomma poi lo sappiamo che la sporcizia viene portata dal fiume ovunque, e la mole di rifiuti che è stata recuperata fa davvero impressione, Sindaco. Sì, se noi poi pensiamo... C'era davvero di tutto. Lo so. E noi soprattutto quando vengono fatte le pulizie dei vari canali che attraversano il nostro territorio, quindi vengono chiuse le acque, voi non potete immaginare cosa riusciamo a trovare noi all'interno, ma sono state trovate anche batterie di automobili, tanto per dirvi. È chiaro che non tutti i cittadini e non tutte le persone sono degli ecovandali, anzi la stragrande maggioranza, specie i bambini e i ragazzi, quindi quelli di un'età un po' più giovane rispetto alla mia, sono molto sensibili dal punto di vista dell'ecologia e del rispetto dell'ambiente. C'è purtroppo una minima parte che rovina tutto quanto, e piuttosto che buttare dove deve essere buttata certa porcheria, che ricordo quando si trattasi di rifiuti speciali magari hanno anche un costo, lo smaltimento ha un costo, preferiscono liberarsene sì. Noi come amministrazione comunale, ma non solo noi, perché anche Contarina nel nostro caso, ma anche Savno per quanto riguarda gli altri comuni della provincia, quelli della sinistra Piave diciamo, fanno un grossissimo lavoro per contrastare gli abbandoni. È vero anche che mai come adesso c'è stata una sensibilità di questo tipo nei confronti degli ecovandali, no? Questo non li giustifica, attenzione, non voglio dire questo, però ecco, se avessimo fatto un certo tipo di pulizia magari 30 anni fa, secondo me avremmo trovato ancora più cose, perché sì, c'era anche una sensibilità completamente diversa assolutamente sì, della popolazione, quello è poco ma sicuro. È anche per questo che forse fanno ancora più notizia gli abbandoni, visto che insomma la maggior parte delle persone ormai è abituata a fare la raccolta differenziata, a selezionare, a prestare particolare attenzione, e a maggior ragione danno fastidio queste cose. Assolutamente sì, io ricordo quando ero bambino si trovavano divani, copertoni, c'erano, adesso un sacchetto dà fastidio, ed è un bene questo, è un bene che dia fastidio. Io anche credo, il mozzicone o la cartaccia per terra è dà vero, fastidio. Anche la gomma da masticare piuttosto che, ma guardate, io non ci avevo mai fatto caso, ma ci sono delle piazze bellissime anche nella nostra provincia, rovinate, in cui si vedono, e io non avevo mai pensato a cosa fossero queste piazze che esatto. Quando vedi che sono gomme da masticare dici ma caspita, ma veramente così siamo stati. L'evoluzione è anche questo, io mi auguro che si arrivi a capire che non si fa solo male all'ambiente, si fa male anche a se stessi, soprattutto a se stessi, perché l'ambiente di fatto è il luogo, esatto, ed è il luogo in cui vivi anche tu, che sei un lordo zozzone. Allora, io la ringrazio per essere stato con noi, Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, grazie appunto, e grazie mille a te. Buona Pasquetta. Immagino che lei debba tornare ora dalla Il compito del sindaco è un compito duro, ma qualcuno lo deve pur fare, per cui sì, mi sacrificherò e andrò in Proloco ad assaggiare lo spiedo. Berrò anche qualche birra, ma non guido, quindi mi faccio accompagnare, e poi farò anche giocare i miei figli, c'è un gonfiabile lì che vi aspetta, così ho fatto anche un po' di pubblicità alla Proloco di Spresiano e alle Grave del Piave. Vi aspetto. Grazie al sindaco Marta. Marco Della Pietra. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi.
Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, segnata purtroppo dalla notizia arrivata questa mattina della scomparsa di Papa Francesco, del Santo Padre. Abbiamo sentito prima le parole del Vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Ora la diocesi ha convocato un momento straordinario di preghiera per il Santo Padre, previsto per questa sera alle 20:30, guidato dal Vescovo Michele, e poco fa, con una nota, la prefettura di Treviso, il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, ha invitato tutti i sindaci della provincia e tutte le autorità competenti ad esporre le bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco. In questa giornata di Pasquetta, che quest'anno è caratterizzata dai grandi ponti, da una stagione di grandi ponti, c'è appunto la Pasqua e la Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio, parliamo ora di turismo, con un focus sulla provincia di Treviso. Abbiamo infatti in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Giovanni Kerr, presidente di Federalberghi Treviso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a lei. Una Pasquetta al tempo ci ha dato un po' di soddisfazione, è buono, quindi tutti stanno recandosi, o chi non è già arrivato, per i loro incontri familiari, per fare Pasquetta nei campi. Il tempo ci aiuta, i turisti ce ne sono tanti. Anche se quest'anno, bisogna dire la verità, la stagione è un po' una stagione chiaroscuro, nel senso che rispetto all'anno passato, in cui diciamo i ponti di fine aprile avevano fatto un grande successo, quest'anno si è aggiunta anche la Pasqua e diciamo che i numeri in generale non sono così buoni come quelli di fine aprile dell'anno scorso, sono in linea con quelli della Pasqua dell'anno scorso, che era una Pasqua di marzo, una Pasqua piovosa. Però diciamo che la zona, se dovessimo fare un po' un'analisi della nostra provincia, vediamo che la zona sud è la zona che diciamo soffre un po' di più, mentre la zona diciamo del centro città e dei colli sono quelle che continuano ad andare meglio perché sono un po' le zone diciamo più richieste, un po' perché il Prosecco continua a fare da grande traino per il nostro territorio e diciamo porta sempre turisti, in questo periodo, quello pasquale, soprattutto turisti italiani. Ecco, per quanto riguarda le percentuali di occupazione delle strutture alberghiere, Kerr, come siamo per il ponte pasquale, ma poi anche come previsione per quelli successivi, perché dicevamo, insomma, quest'anno le date cadono in giornate particolarmente favorevoli per prolungare delle brevi vacanze, con il 25 aprile e il 1° maggio. Ma allora, diciamo che Pasqua è sull'ordine del 50%, diciamo, di occupazione, come dicevo, un po' divisa, un po' meglio al centro città e al nord della provincia, le colline un po' meno al sud. Il 25 aprile sta soffrendo perché diciamo probabilmente diciamo presente che è una festa tipicamente italiana, quella del 25 aprile, quindi il turismo non c'è turismo straniero, ma c'è il turismo italiano ed è quello che soffre maggiormente. La crisi si fa sentire, insomma, problematiche nel nostro territorio ce ne sono tante e l'italiano oltretutto nell'ultima settimana si è visto i propri risparmi ridotti in maniera importante, quindi prima di pensare di andare in vacanza un attimino ci pensa e aspetta che il panorama internazionale sia un po' più tranquillo e i suoi risparmi siano un po' più tranquilli e quindi
diciamo c'è un po' di difficoltà, un po' di fatica. Un po' meglio il ponte di Primo Maggio, perché il ponte di Primo Maggio è un ponte invece internazionale dove anche la clientela straniera si riaffaccia con, abbiamo visto un po' le tendenze, sono un bel afflusso di clienti soprattutto dall'est Europa che sta crescendo molto, UK, quindi Gran Bretagna, eccetera, un po' sottotono le destinazioni, diciamo i mercati classici, quindi quello tedesco, austriaco e francese. Grazie, allora io la ringrazio per essere stato con noi, una buona giornata a Giovanni che era presidente. Anch'io sto andando a fare Pasquetta, vedete sono in macchina con gli amici perché è una bella giornata e godiamocela tutti e faccio a tutti gli auguri di buona Pasqua e di buon proseguimento. Grazie per essere stato con noi. E proprio a proposito di turismo, vediamo un po' in città, a Treviso e non solo, come sta andando. Da dove venite? De Brasil. Prima volta a Treviso? Sì, prima volta. Muy bella, sì, bellissima. Muy bella. Muy bella, hablé español, bellissima. Treviso si conferma meta molto amata dai turisti sia italiani che stranieri per le vacanze di Pasqua, nonostante le previsioni del tempo non proprio buone. Gite organizzate per le comitive o viaggio fai da te per le famiglie, in molti in queste ore stanno visitando la Marca, attirati da un turismo ancora a misura d'uomo, lontano dalle resse delle più note città d'arte del Veneto, affascinati dalla bellezza di un territorio che a borghi e cittadine affianca le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Buone le presenze in alberghi e bed and breakfast. E veniamo da Torino. Prima volta a Treviso? Sì, a Treviso è la prima volta, abbiamo fatto un giretto a Padova e adesso siamo venuti qua a Treviso. Sembra molto carina, a misura d'uomo, è bello questo turismo, tanta vita. Turismo slow, buona cucina, arte, una rete ciclabile per gli amanti del cicloturismo, i punti di forza della Marca. Sono arrivato proprio 5 minuti fa, quindi non lo so ancora, ci stava appena iniziando a spiegare il nostro amico che sta qui da qualche anno, quindi sono proprio 10 minuti che sono arrivato, quindi ancora non so. Per adesso bella. E noi adesso stiamo venendo dall'Olanda, io sono di Catania, però con la mia ragazza, lei è coreana, siamo arrivati a farci una vacanza in Nord Italia, vedere un po'. E Coco ci stava spiegando la storia qua di Piazza dei Signori. Siamo venuti di Parigi per un battesimo di una piccola cugina e facciamo un giro per le feste di Pasqua. Antica famiglia veneziana che è andata a lavorare a Parigi da 150 anni e che è restata a Parigi e sono nato a Parigi dei genitori e nonni, bisnonni italiani. Ed ora vediamo quello che è il giro d'affari legato alle festività pasquali, con l'enogastronomia a farla da padrone. Nella sola Marca trevigiana Confcommercio prevede un giro d'affari di circa 40 milioni di euro. Stiamo cercando un posto dove mangiare. Sì, quindi... fare un aperitivo, mangiare qualcosa e adesso ci è venuta in mente anche questa cosa della tradizione giustamente del tiramisù e quindi nulla. Quindi ci torneremo dopo probabilmente. Sì, per un dolcetto. E soprattutto l'enogastronomia, uno dei motori trainanti del turismo pasquale, con le delizie della tavola grandi protagoniste del lungo ponte, pienone in ristoranti, trattorie e bar e ottimismo tra gli operatori nonostante il tempo incerto non favorisca chi contava su plateatici o giardini all'aperto. Molto buone le previsioni sul giro d'affari legato alle festività pasquali. In Italia si muoveranno 6 milioni e mezzo di persone e anche nella nostra provincia spenderanno decine di milioni di euro, questo nelle previsioni FIPE Confcommercio. Circa 40 milioni di euro, quelli che si presume arrivino nella Marca. I ristoranti rimarranno aperti per il 90% del totale, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. I clienti si divideranno equamente fra residenti e turisti, sia italiani che stranieri. Mentre per Pasquetta l'incertezza meteo
può favorire la ristorazione tradizionale rispetto alla gita classica. A Treviso il web incide meno che nel resto d'Italia sulla scelta del locale dove andare a mangiare. Il 50% dei clienti si basa sulle recensioni. La media italiana è del 70% dei clienti che si affidano al web, ma è condizionata anche dalle città dove più grandi della nostra città di Treviso, dove le dimensioni delle città grandi sfavoriscono il passaparola, che invece qui nel nostro territorio è molto a vocazione così, anche turistica, una dimensione di città più piccolina e vivibile, dove si vive bene e c'è una buona anche relazione sociale tra le persone. Il passaparola rimane ancora molto ben quotato. È la tradizione a farla da padrone nei menù, ma la Pasqua Alta fa trionfare i piatti a base di asparagi ed erbette primaverili, ma non solo. I turisti sono ben disposti e apprezzano tutto quello che più o meno si va ad offrire a livello sia locale che non, e si punta sull'asparago perché adesso stiamo entrando nella stagione. Non mancano comunque i piatti della tradizione, per cui si mantiene ancora la pasta e fagioli, proprio perché le temperature ancora ci permettono di lavorare con alcuni piatti ancora un po' invernali. Ecco, continuiamo a parlare della Pasquetta. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Vincenzo Sacchet, vicepresidente dell'Associazione Patrimonio Colline UNESCO del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Buona giornata, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Ecco, allora l'abbiamo sentito già dalle parole del presidente degli albergatori della marca trevigiana Giovanni Cher, la zona delle colline patrimonio UNESCO si conferma anche per la Pasqua una delle mete predilette. Tra l'altro gli ultimi dati in vostro possesso testimoniano come sia una delle aree che sta crescendo maggiormente in termini di presenze, non solo della provincia di Treviso ma dell'intero Veneto, prima regione turistica d'Italia, tra l'altro. I dati che stanno emergendo in questi giorni ci danno ragione del lavoro che stiamo facendo, e questo trend positivo, questo più 9% di arrivi e di presenze sul nostro territorio rispetto al 2023 ha fatto sì che in primis il 2024 ma anche il 2025 ci permetta di dire che siamo comunque il territorio più ricercato da parte dei turisti, sia stranieri ma anche dal turista italiano che viene a vedere e a gustare quello che è il nostro territorio delle colline patrimonio dell'umanità. Ecco, quali sono le richieste maggiori che vi vengono dai turisti? Perché si sta molto potenziando l'enogastronomia, ma anche l'aspetto ambientale, naturalistico e sportivo sono dei punti di forza dell'offerta turistica di quest'area. Devo dire che questa mattina, attraversando proprio il territorio da Vittorio Veneto fino a Valdobbiadene, le persone che hanno scelto di passare la giornata, nonostante il tempo incerto, in bicicletta, sia la classica che in e-bike e anche a piedi, erano molte, quindi principalmente è questo un turismo con uno sport lento che cerca di vedere, di attraversare le nostre colline principalmente a piedi e in bicicletta. Ma poi grazie anche a diverse manifestazioni sportive che ci sono sul territorio ci permettono anche di portare degli sportivi che magari vogliono così attraversare il nostro territorio anche con uno sport un po' più impegnativo. Però sicuramente lo sport ci permette più di altre cose di far conoscere e portare gente nei nostri luoghi. Ecco, diciamo che questo lungo ponte di Pasqua e poi i successivi, il 25 aprile e il 1° di maggio, sono tutto sommato quella che si può considerare l'apertura della nuova stagione turistica sulle colline del Prosecco UNESCO, una stagione che sarà contrassegnata anche quest'anno da una serie di eventi e di appuntamenti importanti. Vuole riassumerci i principali?
Beh, innanzitutto noi siamo vicini e sosteniamo manifestazioni, ad esempio in questi giorni c'è parecchio fermento nelle nostre colline con la primavera del Prosecco, quindi siamo vicini a queste manifestazioni organizzate dall'Umbri Treviso, ma ci stiamo anche preparando per la nuova stagione della Collina di Libri, che l'anno scorso ha portato protagonisti e autori a livello internazionale, e anche quest'anno inizieremo con il prossimo mese a Conegliano portando personaggi di fama internazionale. Poi sicuramente siamo vicini a manifestazioni sportive come la Nuova Eroica e tante altre che nel corso della primavera e dell'estate ci accompagneranno nel nostro territorio. Grazie, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie ancora a Vincenzo Sacchet, vicepresidente dell'associazione UNESCO, Colline UNESCO Patrimonio, Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Noi ora continuiamo a parlare di natura e non solo, perché uno dei grandi protagonisti sulle tavole della Pasqua è sicuramente l'agnello e il capretto, ma ci sono anche tutta una serie di prodotti caseari ovini che stanno davvero andando forte, tant'è che appunto nella nostra regione sono in forte aumento gli allevamenti di ovini. Ci aggiorna su questo tema il nostro Lucio Zanato. Buongiorno, mi trovo a San Fior sotto provincia di Treviso, sono con Greta Zanette, che è una giovane allevatrice di capre. Perché siamo qui? Perché c'è questo momento davvero felice per l'allevamento delle capre e soprattutto per l'allevamento gestito da giovani. Questi sono i dati dell'ARAV, dell'Associazione Allevatori del Veneto, li abbiamo peraltro già preannunciati qualche tempo fa a Longarone, e allora siamo venuti qui per girare una puntata di agricoltura e quindi per incontrare proprio Greta. Greta, intanto buongiorno. Perché la scelta di fare l'allevatrice di capre? Allora, ho scelto di allevare le capre perché intanto sono un animale gestibile, un animale buffo, e essendo io comunque una donna sono appunto di facile gestione. Un altro motivo che mi ha portato a scegliere le capre è perché i prodotti di capra hanno una buona domanda dei prodotti di capra a causa delle intolleranze che purtroppo ci sono in questi anni, e perché comunque essendo giovane ed essendo di fatto il mio primo lavoro non richiedono un investimento troppo oneroso per partire con l'attività. Ecco, raccontiamo un po' la tua azienda. Allora, ho circa un centinaio di capi, una sessantina in mungitura in questo momento, e parte del latte che produciamo viene conferito a una latteria, mentre la restante parte viene lavorato qui in azienda, nel caseificio PPL che abbiamo. E quindi diciamo una bella scelta, un bel modo insomma di investire la propria vita, ma questo va detto ai telespettatori, tu vieni dal Cerletti, sei diplomata in agraria, perché non hai scelto di fare, diciamo così, la via del Prosecco? Allora, innanzitutto perché le piante non mi appassionano molto, penso siano noiose e non fanno niente, preferisco gli animali, e poi sono dell'idea che se tutti quanti facciamo la stessa cosa non c'è differenziazione nelle aziende, e poi se vogliamo mangiare qualcuno lo deve anche fare, se no ci ritroviamo a bere solamente Prosecco. Ecco, poi un'altra cosa altrettanto interessante è che questa struttura è stata ricondizionata, perché qui c'era un allevamento di maiali, una struttura che poi si era svuotata e appunto Greta con i genitori, col papà, hanno deciso e hanno ristrutturato rendendola nuovamente operativa. Un bel modo di riutilizzare un terreno, un territorio che altrimenti sarebbe dimenticato. Esatto, sì, se no il capannone sarebbe rimasto dismesso. Sarebbe stato un peccato perché insomma potenziale ce n'è parecchio. Ecco, per voi giovani l'investimento in agricoltura è sostenuto, cioè voglio dire ci sono fondi che vi danno una mano? Sì, ci sono, io per prima sono riuscita ad accedere ai contributi appunto destinati ai giovani per riconvertire il capannone, per adattarlo alle capre e allestirlo per quelle che sono le loro esigenze.
Ecco, poi diciamo anche che stai diversificando, nel senso che c'è sì l'allevamento, ma c'è anche la fattoria didattica. Sì, esatto. Quanto questo tipo di animale è come dire, positivo per i bambini? È molto molto indicato per i bambini, perché sono appunto degli animali, intanto non sono pericolosi come potrebbe esserlo una vacca. Le nostre poi sono tutte senza corna, quindi sono ancora meno pericolose, e sono un animale che ama proprio approcciarsi con le persone. Quindi è molto indicato, molto empatico, cerca il contatto, la coccola, quindi anche i bambini sono liberi di starci in mezzo, diciamo. Poi tu, come dire, la fattoria didattica funziona per i bambini ma anche per la disabilità. Sì, esatto, siamo molto sensibili sotto questo punto di vista, accogliamo appunto persone con disabilità, stagisti, ne abbiamo avuti sì, diversi. Anche lì è bello vedere il ritorno e come le persone si approcciano agli animali e viceversa, perché anche gli animali sentono e si approcciano in maniera completamente diversa. Ecco, la scelta anche di aprire un negozietto e di, come dire, fare una filiera corta nella vendita sta ripagando in termini economici? Sì, assolutamente, in un piccolo allevamento come il mio è sicuramente la strada da seguire, perché sì, conferendo solamente il latte con il prezzo del latte al giorno d'oggi si fa fatica a sostenere le spese. Trasformando si ha un bel ritorno, anche in soddisfazioni. Ecco, però diciamo a un giovane che in questo momento ci sta ascoltando, quanto tempo ti porta via questa attività? Richiede tempo, anche perché sono animali, quindi di fatto non ci sono orari, l'imprevisto purtroppo è sempre dietro l'angolo, perché sì, anche se si organizza la serata con gli amici ma c'è un animale che sta male, purtroppo bisogna dare la precedenza all'animale. Quindi sì, occupa del tempo, è un sacrificio, però ne vale la pena. Ecco, vale la pena per la soddisfazione economica o per la soddisfazione di vita? Entrambi. E poi un'altra cosa, voi come giovani e come filiera proprio dell'allevamento della capra siete seguiti dalle istituzioni? Voglio dire, non è che essendo una nuova filiera siete un po' abbandonati voi stessi, oppure c'è ad esempio veterinari, strutture? No, è una cosa che ho visto nel corso degli anni che sta evolvendo parecchio e mi fa molto piacere, che rispetto a 10 anni fa, quando ho iniziato ad allevare capre, che anche i veterinari stessi erano più incentrati sull'allevamento delle vacche, adesso si stanno molto specializzando, ci sono figure proprio specializzate solo nell'ambito delle capre che danno davvero un grande appoggio a noi allevatori, perché comunque stiamo sempre imparando anche noi. Senti, ma i tuoi compagni di classe, i tuoi compagni di scuola, come hanno preso la tua idea, la tua svolta? I miei compagni mi stimano molto e questa cosa mi rende sempre un sacco felice, infatti molto spesso mi vengono a trovare, mi chiedono, sento stima da parte dei miei coetanei, per fortuna. Quindi insomma una scelta azzeccata. Allora, sì. Allora se c'è un giovane che sta ascoltando, che ti sta guardando, perché scegliere questa strada? Perché dà tante soddisfazioni, è un bel animale, se avete la passione per gli animali è davvero un animale bello che dà tanto, dà emozioni, si ripaga, poi insomma basta guardarle. Grazie Greta, è tutto, linea allo studio. Ecco, siamo giunti al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Continuano ad arrivare i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Di poco fa la nota anche del Patriarcato di Venezia, il Patriarca Francesco Moraglia e appunto la Chiesa di Venezia si uniscono al cordoglio e alla preghiera della Chiesa universale, profondamente rattristati per la notizia della morte del Santo Padre. Rimane indelebile in noi la memoria della sua testimonianza e dedizione al ministero petrino, a cui si è dedicato fino alla fine con grande e piena generosità, scrive il Patriarcato. E proprio oggi pomeriggio, 21 di aprile alle 18:45 nella Basilica Cattedrale di San Marco Evangelista, il Patriarca Francesco Moraglia invita alla Santa Messa
messa che verrà celebrata in suffragio di Papa Francesco. Domani invece alle 20:45 nel Duomo di Mestre ci sarà una veglia appunto di preghiera. Patriarca che affida la preghiera personale e comunitaria di tutti il Santo Padre Francesco e dispone che oggi alle 15 vengano suonate a lutto le campane di tutte le chiese del Patriarcato. E vi ricordo che anche Antenna 3 modificherà la programmazione odierna per ripercorrere assieme a voi tutte le emozioni che la nostra regione, i fedeli e la comunità intera hanno vissuto giusto un anno fa durante le 2 visite che Papa Francesco ha effettuato in Veneto il 28 di aprile scorso a Venezia ed il 18 di maggio a Verona. Ebbene, tra poco, subito dopo questo telegiornale, vedremo insieme i momenti della visita di Verona. Questa sera, dopo il TG di Treviso, invece la visita a Venezia. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri notiziari. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.